E allora cenno d'intesa del direttore di gara, il signor Popolla. Gli assistenti sono Cernigoi qui sotto e Royaz dalla parte opposta. Parte questa seconda semifinale Crazy League e Metulio cerca subito fortuna dal calcio d'inizio, trovando però le scarpette fluo di Bostian Brez. Brada Impex League ora in possesso palla contro l'Ops Beer Shop. Sandy Besic sinistro, attenzione, deviazione che manda fuori causa Alessandro Rossi. 20 secondi appena e Brada è già in vantaggio, 1-0 la situazione. Spettatrice interessata il Barlala, che ha liquidato Excalibur 7-4 nella precedente semifinale. Ne ha due ma riesce a girarsi. Iannuzzi, problemi nel controllo, poi contrasto con Audino. Vince il rimpallo Iannuzzi, Cipolla nel traffico, prova a infilarsi in mezzo a tre, fermato da Besic, che poi a sua volta viene fermato da Zolia. Brunetti non vede Cipolla, la serie di sterzate e il sinistro, che è un po' egoista, il 9. Con Cipolla che aspettava disperatamente il pallone, dimenticato dagli avversari. Quinto minuto, rimane avanti di una rete la squadra di De Panfilis. Al momento ancora senza cambio a disposizione, ben 4 invece per la compagine di Lucio Pecorari. Besic prova a cambiare passo, vuole seminare Zolia, dentro il pallone per Moscolin, è tutto solo, da lì non può davvero sbagliare. 2-0 Brada Impex, quinto minuto e 30 secondi. Verrebbe da dire gol di Sandy Besic, anche se è stato il 10 maglia grigia a depositare nella porta vuota. E mette già un'impronta importante a questa semifinale Brada, che adesso recupera subito palla. Bostian Brez, c'è Rovis, prima di lui però Beltrame. Brunetti, buon controllo, smista per Iannuzzi. Di fronte a sé due giocatori, appoggia a Cipolla che può scaricare il destro. Pallone stupendo, potente, precisissimo, scheggia il palo qui Cipolla. La reazione dell'Ops Beer Shop a un passo dall'1-2. Cenno di fair play comunque tra i due. E allora Cipolla può provare ad accelerare, cambia gioco preciso per Zolia. Viene incontro Brunetti, servito, spalla alla porta contro Gargiuolo, la sponda interessante per Cipolla col piattone. Leggera deviazione di Rovis, palla che credo sarebbe entrata lo stesso. Arriva il gol dell'Ops Beer Shop, Cipolla 1-2, 9 minuti e 30 sul cronometro. E dopo due pali, indubbiamente, insomma, merita la rete la squadra di Lucio Pecorari, che adesso torna in partita. 16:30 sul cronometro del primo tempo, sempre 2-1 per la squadra in attacco in questo momento, ossia Brada Impex. Arpiona bene Zolia, Metulio spara in avanti verso Brunetti, duello con Gargiuolo. Primo sul pallone Cipolla, c'è Iannuzzi davanti al portiere, sul primo palo. Il pareggio siglato da Daniel Iannuzzi. Primi sul pallone e velocissimi a buttarsi in due in contropiede. Arriva il pari dell'Ops Beer Shop, timbrato dal capitano Daniel Iannuzzi, 17esimo del primo tempo. E allora tutto da rifare per Brada Impex, che aveva trovato 2 gol in 5 minuti. E adesso situazione in parità. L'anno scorso trovò un gol da qualche metro più avanti. Rincorsa è lunga, parte il suo sinistro che scende, Rossi la toglie dall'incrocio. Sandy Besic da 30 rotti metri stava trovando l'Eurogol allo scadere del primo tempo. Vediamo se c'è la possibilità. No, il cronometro raggiunge il 26esimo e l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. 2-2 tra Brada Impex e Ops Beer Shop, qualificazione alla finale completamente in bilico. E allora cenno d'intesa del direttore di gara, il signor Popolla, con i portieri Alessandro Rossi in maglia gialla e Tommaso Giusti di là. Brada Impex pronta a dare il via al secondo tempo che inizia adesso, subito con una conclusione che termina alta. 2-2 la situazione all'intervallo. Barlala già qualificata alla finalissima di domenica sera alle 21:30. Terzo quarto posto che vedrà Excalibur. Chi vince troverà il Barlala. Ancora il 7, bravissimo Zolia da terra e Castagna può partire sulla sinistra. Vuole cambiare il gioco, Romano la fa passare, si scansa Moscolin e Andrea Cipolla
trova il rasoterra che porta in vantaggio l'Ops Beer Shop 3-2, minuto 4 della ripresa. Non benissimo Giusti sul primo palo, ma si è visto arrivare un proiettile rasoterra a distanza ravvicinata. Si sono scansati tutti, Vincenzo Romano volontariamente, Moscolin credo di no. Esce proprio lui per fare entrare Sozio. Castagna dalla bandierina, va sul secondo palo per Iannuzzi, si alza il campanile Vincenzo Romano, che queste cose le sa fare. E trova Tommaso Giusti, che poi disorienta anche, palla al piede Castagna. Doveva trovare un altro super gol Vincenzo Romano, qui Zolia ha deciso sul pallone, il tacco di Vincenzo Romano, Zolia la tiene lì Tommaso Giusti. Momento sicuramente intenso della partita, qui Bostian Brez cambia per Besic di testa, Rossi. Adesso Zolia, lungolinea verso Vincenzo Romano, che prende bene posizione, grande numero per favorire Zolia che può involarsi verso la porta. Zolia, il pallone dentro per Castagna, leggera deviazione di Rovis, pallone che sarebbe entrato in ogni caso in rete. E allora diamo il gol a Castagna, 11esimo, quarta rete dell'Ops Beer Shop, ora a +2. E credo il numero di Vincenzo Romano fosse volontario per favorire la corsa di Zolia e non soltanto, no, onesto. Scherzavo, allora vince, però insomma grande giocata, Zolia è arrivato col tempismo giusto e si è lanciato in avanti a tutta velocità. 4-2 adesso. Sandy Besic per Sozio. Si fa vedere Audino, Sozio prosegue, resiste a un colpo di Tutone, parte palla al piede. Ancora l'ottimo lavoro di Sozio che cerca di piazzare il destro. Golasso di Sozio. Lasciato un po' troppo libero di prendere la mira e sparare da lì, ma insomma già la preparazione era una gran cosa. Indovina l'angolo alto alla destra di Rossi. Si riporta a -1 Brada Impex, ora 4-3 per l'Ops Beer Shop, 14esimo. Corto verticale per Rovis, non c'è spazio, serve Vincenzo Romano, adesso possibilità di 2 contro 1, Vincenzo Romano vuole la potenza, palla buona per Zolia che spara su Tommaso Giusti che è bravo a rimanere fermo. Parata salva risultato di Tommaso Giusti. È intanto da rettificare il punto di battuta, non condiviso il fischio dai bianchi. Rimane a terra peraltro Sozio. Castagna, Vincenzo Romano con gli avversari che chiedono di mettere fuori palla. Arriva il gol di Vincenzo Romano. Sozio ha preso un colpo sul petto ed era ancora a terra. Questo chiaramente non farà piacere ai ragazzi di Brada Impex. Vincenzo Romano forse l'ha visto, forse no. Approfitta della situazione e va a segnare una rete pesante. 5-3 adesso Ops Beer Shop. Duello tra numeri 6 contro Rovis, bella frenata, grande palla per Zolia, attenzione Zolia contro Giusti, l'esterno di freddezza veramente magistrale di Matteo Zolia, rete del 6-3 e a 3 minuti e mezzo più recupero, insomma questo potrebbe essere un gol decisivo. Grandissima giocata di Castagna coi tempi giusti mentre esce Vincenzo Romano ed entra Jurisevic. Castagna che non aveva lo spazio per il tiro, ha visto l'arrivo di Zolia, come sempre inserimento, un timing perfetto nel numero 3. Può salire palla al piede Kirsic, la chiama Castagna di qua. Kirsic lo vede, lo pesca preciso, Jurisevic, vediamo se arrivano, sponda troppo profonda, è buona per Giusti, arriva adesso il triplice fischio. È l'Ops Beer Shop che andrà a sfidare il Barlala domenica sera qui sul campo 1 alle 21:30 nella finalissima primo-secondo posto della Crazy League. A Brada Impex comunque l'applauso per essere giunta a un passo dalla finale, da squadra ripescata, eliminata nella terza fase, eliminato Pane, Vino e San Daniele ma non l'Ops Beer Shop. 21:30 finalissima, 20:30 terzo quarto posto, in precedenza la finale Crazy Girl, primo e secondo posto, sempre qui sul campo 1, ripeto, Matteo Zolia migliore in campo, da domani un piatto griglia in omaggio per te.